una festa così è unica al mondo, nessuno ce l'ha. La festa del Redentore è una cosa bellissima, l'unica al mondo, festa nelle barche, feste nelle rive, penso che sia una cosa veramente bellissima, è l'unica al mondo. E nell'unicità dei suoi 6.500 fuochi, Venezia si è contraddistinta anche quest'anno. Uno spettacolo che ha tenuto col naso all'insù 100.000 persone, con un fronte pirotecnico di oltre 420 metri nel canale della Giudecca, gestito da 20 addetti specializzati. Uno spettacolo che ha voluto dare al mondo un messaggio di pace in un tripudio di colori, dal tricolore italiano al giallo-oro veneziano, i colori dell'Ucraina con la scritta Odessa, omaggio alla città con cui Venezia si è gemellata a maggio. È stata importante dare un segnale anche dalla città di Venezia, la festa principale della città di Venezia, e insomma dopo qualche anno di pandemia è stato bello tornare qua nelle barche a fare festa, e soprattutto da Venezia, dalla festa del Redentore, città importante, festa importante, poter dare un messaggio di pace anche all'intera Europa. 40 minuti di fuochi a partire dalle 23:30, quasi 30.000 barche, oltre 42.000 persone sulle rive, altre 25.000 hanno assistito dai plateatici di hotel e ristoranti e dalle isole circostanti. E nonostante l'enorme afflusso, tutto si è svolto senza criticità. Venezia ha potuto festeggiare il suo Redentore con la spensieratezza che si era persa, ma con l'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinta.